Un defibrillatore può salvare la vita, ma devono esserci, disponibili H24, si deve sapere dove sono, bisogna saperli usare. Ecco come e perché nasce un censimento voluto in provincia dai club dei La Lions. speranza è quella di riuscire a coprire il territorio con un numero di defibrillatori esterni, perché devono essere accessibili 24 ore, di riuscire a coprire il territorio provinciale e quindi essere pronti a avere appunto questi mezzi pronti a supplire a qualsiasi evenienza. Abbiamo fatto una collaborazione assieme al Lions Club per andare a mappare il numero di dispositivi presenti in provincia di Belluno. La risposta da parte dei sindaci è stata ottima, abbiamo quindi una copertura buona e da qui questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché da qui dobbiamo continuare a mappare la situazione e a capire come intervenire, dove bisogna intervenire maggiormente per rendere ancora questo territorio ancora più sicuro dal punto di vista medico e sanitario. Dei 60 comuni della provincia, in 42 hanno comunicato la presenza di almeno un defibrillatore nel proprio territorio. Da 9 si attende una risposta, altrettanti non ne hanno uno e, come è nello stile dei Lions, ci si attiverà perché lo possono avere. In caso di L'emergenza, quindi il emergenza, il comunicato 118 d'emergenza. La informa chi cosa non è chiama stata di dove si semplice, trova è l'apparecchio stato più vicino e guida il cittadino ad utilizzarlo sulla persona infartuata, come è accaduto per esempio a un a Cortina club d'Ampezzo, specifico dove Puos questa e comunità Lentiai. che È un è percorso quella della città, provincia, territorio cardioprotetto, come si usa dire in questi tempi, che non ha mai una fine, nel senso che le azioni, i progetti che si possono mettere in atto per sviluppare al meglio una rete dell'emergenza e dell'urgenza, in tema cardiocircolatorio in questo caso, non ha mai fine.